8,4 miliardi di euro è il peso del passivo su Veneto Banca da parte dei 100 grandi debitori nomi noti dell'imprenditoria nella lista pubblicata tra le polemiche in queste ore. Si conclude con il ritorno a Cona alla marcia dei profughi che per giorni hanno tenuto in scacco le autorità. Ieri sera hanno fatto tutti rientro nella ex base militare per evitare la sospensione dello status di rifugiati. Il caso Sappada, molti sindaci dei comuni di confine confidano più sull'autonomia che sulla fuga in Friuli. A dar loro ragione il costituzionalista Luca Antonini. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la storia di una parrucchiera trevigiana perseguitata da uno stalker tanto da costringerla a lasciare il lavoro. Operazione antidroga dei carabinieri a Montecchio nel Vicentino, scoperto un condominio dove lo spaccio era fiorente, arrestato un 25enne nigeriano. Clamorosa protesta contro l'invasione di strutture ricettive a Venezia, ieri sera pioggia di volantini lanciata durante la prima della nuova stagione della Fenice. Da ieri e fino a domani la rassegna Cioccolato di Marca in piazza di Signore Treviso, dalle semplici tavolette a vere e proprie sculture di cioccolato. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali torna a parlare della questione banche, delle ex banche popolari, come abbiamo raccontato ieri, mentre è slittata l'udienza per l'esame della richiesta di rinvio a giudizio degli 11 imputati per il crack di Veneto Banca e sono quasi 4.000 i soggetti che chiederanno di potersi costituire parte civile nel procedimento. Viene pubblicata non senza polemiche la lista dei 100 grandi debitori di Veneto Banca, un peso notevole nel passivo dell'Istituto di Credito Trevigiano. Oggi intanto un nuovo incontro dei risparmiatori con Federconsumatori. Il loro peso nel passivo di Veneto Banca equivale a 8,4 miliardi di euro e così come è accaduto per Banca Popolare di Vicenza si tratta spesso di grandi nomi dell'imprenditoria veneta e nazionale. Sono i cosiddetti grandi debitori dell'Istituto Trevigiano, una massa di crediti che per Veneto Banca erano difficili da riscuotere, probabilmente fin dal principio, e che a causa della gestione sotto accusa degli ex vertici si è trasformata in un micidiale boomerang al momento del crollo. Ci sono nomi importanti dell'abbigliamento come il gruppo Stefanel e Lotto Sport Italia, nomi legati all'imprenditoria immobiliare come il gruppo Bettega, facente capo all'ex stella della Juventus, o il gruppo Statuto, proprietario di alberghi di lusso come il Danieri di Venezia. E poi ancora il gruppo Attinia Diamante dell'ex proprietario del Treviso Calcio Ettore Setten, il settore alimentare con Ferrarini, vari fondi immobiliari nonché singoli professionisti. Esposizioni diverse per decine e decine di milioni di euro. La lista dei primi 100, depositata dai liquidatori in commissione parlamentare d'inchiesta e dichiarata riservata dalla bicamerale, è stata divulgata da alcuni quotidiani nazionali, tra cui La Stampa, facendo scattare un esposto del presidente della stessa commissione, Pier Ferdinando Casini, al procuratore di Roma Giuseppe Pignatone per la fuga di notizie di un documento segretato. Ma al di là delle polemiche restano le cifre impietose della voragine, un peso complessivo di oltre 8 miliardi del passivo di Veneto Banca tra sofferenze e incagli. Una situazione difficile, come hanno rilevato i liquidatori in sede di audizione davanti alla Commissione, e come già faceva capire la gestione dell'ex presidente Massimo Lanza al momento di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti della ex amministrazione. Il portafoglio crediti attualmente detenuto dalla banca, diceva la relazione che ha accompagnato l'azione giudiziaria di giugno, con tutte le gravissime anomalie, irregolarità e patologie che lo contraddistinguono, lo rendono in assoluto uno degli asset più deteriorati tra quelli che trovano spazio nel patrimonio delle banche italiane. Da un tema ancora sempre caldo come quello delle banche a un altro che ha tenuto banco in questi giorni, quello dei profughi, perché sembrava una marcia infinita quella dei migranti in fuga da Cona. In realtà l'ultima tappa è stata Spinea, perché ieri sera la decisione di ritornare alla ex base missilistica di Cona. Dopo tanto discutere è prevalsa la mediazione. Terminata la protesta, i profughi di Cona da Spinea hanno deciso di comune accordo con la prefettura di far rientro nell'ex base militare. Scortati dagli agenti della polizia e a bordo di 2 pullman, dopo 4 giorni di ribellione e dissensi, sono rientrati a Cona verso sera tra le 20:30 e le 21 di ieri. Erano in 61, numeri alla mano già 8 i richiedenti asilo dei 14 ridistribuiti a Jesolo, che prima di loro avevano deciso di fare dietrofront già da malcontenta
nella mattinata di ieri. Il loro obiettivo era chiaro, l'avevano ripetuto anche dalla cooperativa di Spinea: far chiudere la base di Cona, che ad oggi ospita ben 1500 profughi per una capienza prevista invece per 800 persone, ma dei vertici dell'ente territoriale di governo, nella figura del viceprefetto Cento, chiaro l'out-out: o fate tutti il rientro a Cona o perderete tutti i requisiti da richiedenti asilo. E dopo una prima spaccatura con alcuni migranti decisi a proseguire con la protesta da Spinea verso Venezia, la decisione finale che appunto nella serata di ieri li ha visti tutti rincasare, diciamo così, verso Conetta, pena la sospensione dello status di rifugiato e il primo reato commesso, l'automatica espulsione. Intanto la polizia locale di Treviso, in un'operazione antidroga e di controllo del territorio in zone calde come quella di via Roma in centro a Treviso, ha arrestato in flagranza di reato un giovane richiedente asilo originario del Gambia, un 25enne intento a smerciare alcune dosi di marijuana già pesate, confezionate e pronte alla vendita. Il 25enne gambiano è un ospite del centro accoglienza di via Pisa e non è nuovo a episodi di spaccio. È stato sorpreso proprio mentre stava vendendo la droga a uno studente. E nel frattempo la diocesi di Padova ha deciso che a gennaio la tradizionale Marcia della Pace arriverà nei 3 comuni della provincia di Padova che più stanno pagando il prezzo della immigrazione. Appuntamento il 14 gennaio ad Agna. La Marcia della Pace 2018 si svolgerà ad Agna, comune al centro dei 2 grandi hub di Cona e Bagnoli che ospitano i migranti. Il tradizionale appuntamento, organizzato dalla diocesi di Padova, è previsto per il 14 di gennaio. Questa volta però non sarà in città, ma si sposterà in una zona della provincia che più ha sofferto per la massiccia presenza dei 2 grandi centri di accoglienza. Anche Cona, infatti, comune del Veneziano, fa parte della diocesi padovana, da qui la decisione di iniziare la marcia ad Agna crocevia tra i 2 comuni. Una marcia che vuole unire per ribadire l'impegno della Chiesa, farsi carico del vissuto delle comunità e per testimoniare la volontà di una convivenza pacifica in ogni luogo della terra, ha fatto sapere la diocesi. Ed ora è il caso Sappada, la fuga in Friuli, mentre la Regione Veneto sta aspettando la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poter eventualmente dare il via a un ricorso sulla incostituzionalità della decisione dopo il voto alla Camera. Come sappiamo ci si guarda a molti comuni del Bellunese, ovviamente a Cortina soprattutto, ma ci sono anche molti comuni confinanti, soprattutto la Marca Trevigiana, che confidano di più nella autonomia che nella fuga in Friuli Venezia Giulia. A dar loro ragione è il costituzionalista Luca Antonini. Un esempio è quello di Meduna di Livenza, che ha tentato quella strada nel 2008 e adesso invece aspetta l'autonomia. Fanno bene i sindaci dei comuni di confine della Marca a puntare tutto sull'autonomia del Veneto, accantonando l'ipotesi del passaggio al Friuli. Ad affermarlo è il costituzionalista Luca Antonini, per il quale i comuni che da anni parlano di referendum ricaverebbero più benefici dall'autonomia regionale piuttosto che dal passaggio oltre confine, dove certo le convenienze sono sotto gli occhi di tutti. È un sistema istituzionale più autonomistico e con più risorse. Lo stesso però si può ottenere per il Veneto ed è giusto che lo ottenga il Veneto, perché non è assolutamente da meno della regione Friuli Venezia Giulia, anzi al confronto a parità di risorse è certamente meglio. Quindi diciamo, questo che sta succedendo deve essere uno sprone per il governo e capire che il sistema non regge più. Ne è convinta anche il sindaco di Meduna di Livenza, Marica Fantuz, promotrice 9 anni fa proprio del referendum per il passaggio al Friuli. L'idea del referendum promosso nel 2008 è nata assolutamente come forma di protesta che voleva provocare un attimino lo Stato centrale per sottolineare le disuguaglianze che i residenti dei comuni di confine registrano giorno dopo giorno. Il referendum sì sull'autonomia del 22 credo sia determinante per dare risposte concrete e eliminare di fatto le disuguaglianze, le differenze che lamentavamo nel 2008 con la richiesta di passaggio in Friuli. Questa sia un'occasione storica, se qualcuno fosse riuscito a farlo 20 anni fa probabilmente oggi saremmo autonomi e comunque sicuramente non avremmo fatto di sicuro il referendum nel 2008, è un'occasione storica, io ci credo, la Costituzione lo prevede e quindi la nostra battaglia oggi sarà questa, insomma, per l'autonomia. Ma non tutti ci credono e Cortina ha già fatto sapere di voler tentare il salto. Il governo deve prendere atto che c'è una situazione critica di sofferenza della Regione Veneto per il fatto di confinare con 2 regioni speciali e la risposta in Costituzione c'è, è quella della maggiore autonomia.
Se noi venisse realizzato il progetto presentato dal Veneto, non converrebbe a nessuno spostarsi dall'altra parte. Allora parliamo della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Purtroppo anche in questa giornata tante storie che vedono vittime le donne. Tra queste c'è anche la vicenda di una trentenne, della giovane trevigiana costretta addirittura a lasciare il lavoro perché perseguitata da uno stalker. La sua vita tranquilla trasformata in un vero e proprio inferno. Una parrucchiera di 30 anni trevigiana è stata costretta a licenziarsi dal lavoro a causa di uno stalker, un 25enne figlio di una famiglia della Treviso Bene. Infamata, perseguitata, minacciata e seguita costantemente, la donna esasperata si è recata dai carabinieri. Sono ben 5 le denunce che ha presentato ai militari, ma dal tribunale un silenzio assordante, nessun provvedimento nei confronti di quell'uomo che le sta rovinando la vita, eppure le ha già fatto del male. Ma dalla giustizia ancora nessun passo. Tutto è iniziato circa 6 mesi fa, quando la trentenne ha conosciuto il giovane. I due sono diventati buoni amici. Poi, un fine settimana di giugno, lui si è fatto avanti con delle avance, tra loro qualche fusione, ma lei da subito gli dice che non ha nessuna intenzione di avere una relazione con lui. Il 25enne si è trasformato in uno stalker, addirittura ha pensato bene di pubblicare sui social un falso certificato medico che attestava una grave malattia della trentenne. Tutto falso, perché la parrucchiera ha sempre goduto di ottima salute. Non solo, ma la pedinava, le faceva recapitare nel salone dove lavorava pacchi, pizze e lettere infamanti, fino a quando la trentenne è stata costretta, di comune accordo con il suo titolare, a licenziarsi. Una situazione davvero pericolosa e inquietante. Le forze dell'ordine non possono fare nulla fino a quando il tribunale non emana dei provvedimenti. Ma cosa deve accadere ancora? La parrucchiera ora è senza lavoro e in balia di una persona instabile. Una tragedia al cimitero di Villafranca Padovana, dove un agente della polizia penitenziaria si è tolto la vita davanti ai colleghi che lo avevano appena rintracciato. Si è tolto la vita davanti ai colleghi sparandosi un colpo di pistola. Tragedia nel parcheggio del cimitero di Villafranca Padovana. Un agente della polizia penitenziaria si è ucciso, un gesto estremo compiuto davanti ai colleghi poliziotti che ieri sera avevano rintracciato la sua auto parcheggiata davanti al Camposanto, dove era sepolto una giovane parente dell'uomo morto una decina di anni fa. La vittima aveva 45 anni, sposato con 3 figli. I colleghi hanno tentato di dissuaderlo, ma la reazione è stata fulminea. L'agente ha estratto la pistola d'ordinanza che aveva preso poco prima in carcere e si è sparato. Nessuna spiegazione al suo gesto, forse un dolore immenso che ancora non aveva saputo accettare. Operazioni antidroga, parliamo intanto, vediamo la prima, ce ne sono 2 che vi raccontiamo in questo telegiornale. La prima viene da Vicenza, da un'operazione dei carabinieri che hanno scoperto un giro di spaccio a Montecchio Maggiore. Allora ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Vanessa Banzato che ci racconta questa storia. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza, condominio dello spaccio a Montecchio Maggiore. Grazie alla segnalazione di residenti insospettiti dal continuo via vai di persone in uno stabile di via dei Cartari, sono entrati in azione i carabinieri e la polizia locale. Dopo diversi appostamenti hanno identificato un 22enne nigeriano che cedeva marijuana sia in casa che nel parco del vicino centro commerciale. Sono scattate le perquisizioni e sono stati rinvenuti, pensate, tra i sacchetti dell'umido sotto il lavello dell'appartamento dove vive il giovane nigeriano involucri di stupefacenti, e altri sono stati rinvenuti nell'area verde grazie anche al lavoro dell'unità cinofila di Torreglia. Per il 22enne sono scattate le manette, rinvenuto anche tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. La polizia locale ha controllato gli appartamenti del condominio dove abitano diversi connazionali dello spacciatore. Tanti, numerosissimi gli illeciti rilevati. Sono state trovate tra l'altro anche 7 donne irregolari, sempre di nazionalità nigeriana, e si presume che si prostituissero, e quindi adesso è da capire se il 22enne possa centrare qualcosa, possa essere quindi coinvolto anche in un discorso di sfruttamento della prostituzione. Per il momento è tutto, vi ricevo la linea. Grazie Vanessa Banzato. La seconda operazione antidroga viene da Padova, a eseguirla la polizia.
Controlli antidroga intensificati in zona stazione, un'area che come è noto è sempre stata a presidio dei pusher. Nella rete della polizia, a poche ore dalle minacce ad una troupe di una televisione privata nazionale, è stato arrestato lo spacciatore che faceva parte del gruppo autore dell'aggressione. In manette un tunisino di 22 anni, in tasca aveva 5 buste con alcuni grammi di cocaina ed eroina. Già noto alle forze dell'ordine, era stato scarcerato pochi giorni fa. Durante i controlli è stato arrestato in piazza Gasparotto anche un nigeriano di 24 anni trovato con 14 grammi di marijuana. Ora torniamo a parlare della prevenzione del tumore al seno dopo le nuove norme regionali che non prevedono più screening gratuiti al di sotto dei 50 anni e che prevedono esclusivamente la mammografia non più associata alla ecografia. Nel prossimo servizio la testimonianza di una donna che ha scoperto di essere affetta da cancro proprio grazie a quell'ecografia. Sono ormai trascorsi 20 anni da quella diagnosi in grado di stravolgere la vita di una donna, tumore al seno. Eppure la signora Donatella non ha dimenticato le sensazioni, le paure, la speranza di quei momenti. Pochi mesi prima era stata la madre a doversi sottoporre ad una mastectomia per un cancro alla mammella. Ho voluto a tutti i costi fare un controllo quando mia mamma ha fatto il controllo e da lì si è innescato tutto quanto quello che poi è capitato. Durante la visita il medico sente qualcosa di sospetto e prescrive a Donatella ulteriori accertamenti. La mammografia non ha dato nessun risultato, sempre risultato negativo. L'ecografia sotto insistenza mia è risultato che a un certo momento dimostrava qualcosa che doveva essere di anomalo. Se non fosse stato per quell'ecografia, probabilmente oggi non sarei qui, afferma Donatella. Mi pare veramente assurdo che una ecografia sia stata completamente snaturata, non più congiunta ad una mammografia. Vista la mia esperienza, ritengo opportuno che venga fatta anche prima, che non sia disgiunta dalla mammografia. Parliamo di tasse, reintrodurre l'addizionale IRPEF per i redditi sopra i 75.000 euro all'anno per reperire risorse per il Veneto, lo chiede a gran voce il Partito Democratico in Regione. Sentiamo allora le parole del consigliere del PD Graziano Azzalin ieri sera a 20:10. Rivendicare sempre che non si hanno i soldi quando non si è messo l'addizionale IRPEF nei confronti di chi poteva pagare, e le regioni con termini, anche la Lombardia leghista, anche il Piemonte leghista, anche la Liguria leghista hanno l'addizionale IRPEF in maniera modulare su chi... Cioè lei dice si deve introdurre l'addizionale IRPEF per i redditi più alti, vuole proporre l'inserimento dell'addizionale IRPEF per i redditi più alti? Sì? Perché bisogna mettersi anche al pari con le altre regioni, e si sono state sottratte a questa regione risorse che potevano essere spese in servizi sociali e non solo sociali, che non è stato possibile fare. È un'idea del Partito Democratico che presenterà in commissione? Ne stiamo discutendo in questi giorni anche alla luce... Modello pedemontana, cioè diciamo sopra quel tipo di redditi, cos'è? 75.000? Ne stiamo discutendo perché è evidente che dal 2010 ad oggi il Veneto non ha applicato l'addizionale IRPEF, ma questa è stata venduta come una misura equa. In realtà è stata profondamente iniqua, perché non ha pagato chi aveva tanto reddito e chi non ha usufruito di tanti servizi che sono stati tagliati, e chi aveva basso reddito, perché chi ha soldi si può permettere lo stesso, diciamo, determinati servizi. Allora, quindi sopra i 75.000? Ma è evidente, bisogna farlo sopra i redditi alti. Intanto il livello di confusione delle normative fiscali in Italia rende praticamente impossibile essere in regola anche per chi è in assoluta buona fede, lo denuncia con un'analisi la CGIA di Mestre. Le 11 nuove leggi in materia fiscale approvate nel 2016 hanno modificato 110 normative esistenti. Nello stesso anno sono stati emanati 36 decreti ministeriali composti da 138 articoli. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha firmato 72 provvedimenti, gli uffici del Ministero delle Finanze e quelli del Fisco hanno pubblicato 50 circolari e 122 risoluzioni, costituite complessivamente da quasi 2000 pagine. Una babele denunciata dalla CGIA di Mestre che punta il dito contro il governo. Nonostante le promesse politiche, notano gli artigiani, l'oppressione fiscale sta debordando sempre più, disorientando non solo i contribuenti ma anche gli addetti ai lavori come i CAF, i commercialisti e gli esperti delle associazioni di categoria.
Con un sistema fiscale così complesso, contraddittorio e poco trasparente, dichiara il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo, non dobbiamo sorprenderci se l'anno scorso 21 milioni di contribuenti, pari al 54% circa del totale, avevano una pendenza economica con Equitalia inferiore ai 1.000 euro. La stragrande maggioranza è costituita da soggetti vittime di un fisco arcaico e spesso indecifrabile, che in questi ultimi anni ha fatto aumentare in misura esponenziale il rischio di commettere errori formali a seguito di un ingorgo normativo che non ha uguali nel resto del mondo. Problema che si aggiunge a quello arcinoto di un peso fiscale tra i più elevati nel pianeta. Una clamorosa protesta alla prima opera che inaugura la stagione alla Fenice, ma la vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta dunque, Venezia, al grido di basta alberghi e dei volantini tricolori sono calati sulla Fenice. Una pioggia di volantini bianchi, rossi e verdi è scesa dall'alto sul pubblico della prima della Fenice, che ha aperto la nuova stagione con un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Autori dell'iniziativa, che richiama analoghe proteste di epoca risorgimentale, i militanti del gruppo 25 aprile. Inequivocabile il messaggio scritto sui volantini a caratteri cubitali: basta alberghi, Venezia vuole vivere. Abbiamo voluto segnalare con un gesto silenzioso quanto eclatante e simbolico la minaccia incombente su una delle città più belle del mondo, dichiarano i militanti, una città il cui numero di posti letto ad uso turistico ha ormai superato quello dei residenti, scesi sotto la soglia dei 54.000, e dove anche i turisti si chiedono come sia possibile mancare di rispetto a se stessi e alla propria storia in questo modo avvilente. Ed ora a Treviso, perché in questo weekend è tempo di cioccolato. Dalle più semplici tavolette a vere e proprie sculture di ottimo cioccolato, perché poco importa che sia il latte o fondente, l'importante è che sia di buona qualità, come quello che ormai da 18 anni diventa l'indiscutibile protagonista della rassegna Cioccolato di Marca, in scena questo fine settimana in Piazza dei Signori. Sono 18 anni che Treviso ha la possibilità di avere queste meravigliose dolcezze in questa fantastica piazza, fatte da dei maestri ormai internazionali nel mondo del cioccolato, aiutati anche del mondo della scuola, e di conseguenza si unisce anche quella che è il presente con il futuro. Scuole presenti, con gli studenti di 3 istituti professionali che si sfideranno e verranno giudicati. Questa una delle novità dell'edizione di quest'anno, insieme alla realizzazione dello stemma della città di Treviso, che verrà scolpito su un blocco di 50 kg di cioccolato. In esposizione in Piazza dei Signori le eccellenze del territorio, non solo prodotti ma anche le professionalità che nella Marca contano 1.200 imprese e oltre 4.350 addetti. Su queste materie noi dovremmo anche puntare per avere non solo un rilancio dei centri storici, delle città d'arte, ma anche un'attrazione turistica complessiva. L'obiettivo è quello di far conoscere questa, che è una vera e propria arte legata ad un prodotto amato da grandi e piccoli. Ogni giorno dalle 8 di mattina a mezzanotte siamo sempre sotto al lavoro, un po' per passione, un po' perché il nostro mestiere, comunque vada, siamo sempre che lavoriamo. Vogliamo trasmettere alle persone che il prodotto che facciamo è fatto veramente con il cuore. Da queste immagini che mettono l'acquolina in bocca io vi saluto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo instabile sulle nostre regioni, prime avvisaglie dell'arrivo dell'inverno. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo perturbato con piogge e rovesci ovunque, moderati sui settori montuosi, più deboli sul Rodigino. Nevicate sulle Alpi a 1400-1600 metri. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 15 gradi, minime tra 7 e 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Maltempo diffuso con molte piogge e rovesci un po' ovunque, attenzione a fenomeni forti o violenti verso sera. Neve oltre i 1600 metri, in calo deciso a partire dalla nottata. Temperature massime sugli 11-15 gradi, minime tra 9 e 11 gradi circa.
Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui sarà presente la perturbazione atlantica, maltempo diffuso con rovesci e temporali ovunque e anche nevicate a 1400-1500 metri, poi in calo fino in collina la sera. Temperature massime sugli 11-12 gradi, minime tra 6 e 10 gradi. Il mare sarà mosso, localmente molto mosso nel Golfo di Trieste, i venti forti da sud, localmente moderati sulla laguna di Venezia. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.